Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornati i nostri ospiti, amici dello SPCGIL del Veneto, Rosanna Bettella, segretaria SPCGIL responsabile della Previdenza, grazie di essere qui con noi, Gino Ferraresso, Dipartimento Contrattazione Sociale. Allora, il tema, ben arrivato, il tema di quest'oggi è molto importante, molto interessante, parliamo di invecchiamento attivo e anche passivo. Passivo nel senso quando si invecchia e non si è più autosufficienti, quindi quali sono le prospettive, ci sono anche dei dati molto importanti visti in proiezione futura, ci sono delle situazioni di criticità, delle possibili soluzioni, insomma vediamo di fare un po' una panoramica più ampia possibile e anche dettagliata e vediamo quali sono le tematiche, le problematiche che il sindacato si pone, se affrontabili o meno. Adesso siamo in una fase, diciamo così, di interregno per quel che riguarda il governo, però ciò non toglie che le problematiche ci sono e devono trovare soluzione, perché intanto le cose vanno avanti. Allora, vediamo un po' di incominciare con Rosanna Bettella. Invecchiamento della popolazione che... l'invecchiamento della popolazione che non si ferma, non si arresta. Non si ferma e anzi si è andato velocizzando, no, notevolmente negli ultimi anni. E proprio è uscito stamattina, no, una proiezione al 2064, sembra una data lontana, però poi i tempi corrono molto velocemente, è una proiezione che già dice che in quella data gli anziani saranno il 34%, gli over 65%. Rispetto a? Rispetto ad adesso che sono intorno tra i 23 e i 25%, comunque siamo già a un buon livello, no? Un quarto della popolazione è over 65 e con un'età media che si alza ogni anno, tranne una piccola battuta d'arresto di 2 anni fa, ma che ancora non si è ben capito da cosa è dipeso. E che appunto nel 2064 vedrà un'età media per le donne, io sono una donna, insomma, no, che supereranno i 90 anni, mentre l'uomo si attesterà sugli 86 anni come età media. Ma questo invecchiamento già lo vediamo noi del sindacato fra i nostri iscritti, che soltanto 10 anni fa, se c'era un centenario fra i nostri iscritti, lo festeggiavamo con torte, con feste, no? Perché era un evento. Adesso no, quasi non si contano, ce ne sono in continuazione centenari e centenari, per fortuna anche molti di questi ancora autosufficienti, perché comunque l'invecchiamento e l'allungamento della vita porta anche con sé malattie, porta con sé fragilità, porta con sé non autosufficienza, e dopo magari ne parleremo in maniera più approfondita con Gino, che è qua con me oggi. Però insomma il tema dell'invecchiamento è un tema che la politica deve prendere in considerazione, che gli enti pubblici devono prendere in considerazione. Bisogna fare i conti con questi dati e non guardare soltanto in termini, a volte c'è il rischio di mettere in contrapposizione, no, le nuove generazioni con i seniores, no? Con chi ha oltre... C'è un dato che comunque a volte può essere anche inquietante, perché se adesso ci troviamo qua in proiezione a qualche anno, senza arrivare al 2060 rotti, davanti a una popolazione anziana, molto anziana, quindi già abbiamo plurinovantenni autonomi, centenari eccetera, infatti voi li state festeggiando sì, di volta in volta, sono persone che, dati della sanità, possono ancora godere, hanno goduto di una sanità presente, dove la prevenzione era ancora fattibile, dove certe patologie non hanno avuto un'incidenza molto alta, mentre vie più passa il tempo, la generazione che adesso è ancora un'anziana, che però nel 2050 rotti sarà anziana, non riesce ad avere questo tipo di assistenza sanitaria. Noi ci auguriamo che ci sia. Questi dati, però questi dati qui sono sempre da prendere con... Sì, no, ma poi appunto questi dati che venivano trasmessi stamattina, nel 2064, gli anziani di quell'epoca
saranno quelli i giovani del cosiddetto baby boom, infatti sì. Quelli nati tra il 1961 e il 76, in cui abbiamo avuto un'alta incidenza di natalità, e il picco più alto e poi una caduta da allora, no, notevole. E infatti il problema è questo, che a un allungamento della vita, a un aumento della popolazione anziana non corrisponde uno slancio della natalità, il desiderio di far figli, no? Per tutta una serie di questioni che già abbiamo presentato anche in questa sede. Perché se da una parte c'è maggiore libertà da parte della coppia di decidere, di scegliere, dall'altra però non è neanche messa nelle condizioni di poter fare figli serenamente e con tranquillità, no? Sia per la crisi che abbiamo avuto per 10 anni in questo paese, che quindi ha costretto le persone a fare i conti con i loro miseri salari e con il lavoro precario e discontinuo che c'è. Infatti. C'è questo problema, che non ci sono poi servizi in numero sufficiente per supportare per esempio le donne che decidono di lavorare, e quindi insomma tutta una serie di politiche che dovrebbero essere messe in campo proprio per affrontare questa sfida, perché è una sfida questa dell'allungamento della vita, no? È anche per certi versi anche un successo, è anche un progresso, tutta la ricerca medica, ma anche la ricerca di avere un ambiente più sano, no? Gli stili di vita che le persone adottano hanno come obiettivo quello di stare bene, no? Di stare bene in salute e quindi di aumentare la propria aspettativa di vita. Ma se a questo sforzo poi magari ci sono invece politiche di breve durata che vedono soltanto le cose da fare adesso e non ha uno sguardo nel futuro, c'è il rischio che questo capovolgimento, questo fatto che gli anziani saranno molti di più dei giovani da 0 a 17 anni, 18 anni, quindi un indice di vecchiaia molto pesante, questo non fa bene. Assolutamente. Ci sono altri dati che sono emersi dall'Istat? Sì, no, praticamente se appunto continua questo trend, nel 2060 la popolazione in generale cala di 6 milioni e mezzo di persone. Anche questo è un altro dato che ci fa riflettere anche sul campo dell'immigrazione, perché noi siamo un mondo civilizzato, no? Un mondo dove si concentra il maggior lavoro, si concentra il maggior benessere per certi aspetti, e chiaramente se invece caliamo come popolazione possiamo andare incontro veramente a un declino, e quindi la risorsa anche immigrati serve a compensare e contrastare questo declino. Però posti di lavoro non ci sono e lo lamentano anche loro. Posti di lavoro anche qua, non ci perché sono. Certamente non sono i posti di lavoro che abbiamo avuto fino adesso, che l'industria, scusate, l'industria fordista non c'è più, è un lavoro che cambia e al quale bisogna avere possibilità di darlo. Scusate, ma no, tranquillo. Ci deve essere qualcosa. Non c'è problema. Volevo appunto agganciarmi in questo aspetto qui, perché ci sono queste due componenti che comunque entrano sempre in discussione. Da un lato più pensionati, tutti auspicano poi di essere pensionati, tra virgolette, perché con tutto quello che comporta, però non uguale ricambio generazionale. Abbiamo alle porte in attesa tantissimi giovani e un mondo del lavoro che peraltro richiede qualifiche e competenze di un certo tipo, quindi figure molto specializzate, preparate, perché abbiamo sempre più una industria 4.0 di un certo tipo, appunto si accennava, quindi anche una manodopera, gli extracomunitari della situazione arrivano da noi e lamentano che lavoro non ce n'è. E noi abbiamo laureati che se ne vanno via o figure di ragazzi che devono uscire dalle scuole per i quali è richiesta addirittura una maggior specializzazione
rispetto a quella che la scuola stessa può dare. Quindi ci troviamo in una situazione un po' di gap, no? Ma, rispetto al lavoro io penso che questo invecchiamento della popolazione che ormai dovrebbe essere, ne parliamo da diversi anni, questo dato dell'Istat è l'ultimo di tanti dati che da anni ci dicono che l'invecchiamento della popolazione c'è in Italia, che l'Italia è uno dei paesi più vecchi non dell'Europa ma del mondo. Col Giappone, siamo insieme al Giappone. Quindi tutti, compreso la politica, dovrebbero sapere che noi siamo già in una fase dove i provvedimenti sono già in ritardo, perché l'invecchiamento avanza. L'invecchiamento della popolazione può essere anche, secondo me, per quanto riguarda il lavoro, può essere anche un'opportunità, nel senso che l'invecchiamento della popolazione può anche produrre lavoro, non per gli anziani, ma anche per i più giovani. Sì. Per accudire perché le persone determinate, non c'è solamente il lavoro di cura, ci sono anche tante altre attività, oltre al lavoro di cura nei confronti degli anziani. E su questo l'invecchiamento si dovrebbe un attimo trattare sotto due aspetti della stessa medaglia, che è quello dell'invecchiamento fin tanto che non ci sono le cronicità, le pluripatologie e quindi la non autosufficienza. E su questo primo tema bisognerebbe mettere in atto delle politiche, dei provvedimenti che favoriscono questa cosa qua. Quello che diceva prima Rosanna, gli stili di vita sono fondamentali per un invecchiamento che non abbia le cronicità, e bisogna far imparare ai più giovani, a quelli oggi, ai più giovani, cosa significa corretti stili di vita, fumo, alcol, sedentarietà, mangiare, perché questi temi non è che si possono prendere a 60 anni, è troppo tardi a 60 anni correre ai ripari, quindi bisogna insegnare ai più giovani corretti stili di vita, quindi tentare che l'allungamento della vita sia più possibile meno cronico, con meno patologie, e questo va a beneficio degli anziani ma va a beneficio anche delle casse dello Stato, perché vuol dire meno sanità, vuol dire meno anche compartecipazione da parte delle famiglie rispetto all'assistente familiare piuttosto che alla casa di riposo, e quindi questo è il primo pezzo. Poi nell'attimo in cui arrivano le cronicità bisogna pensare a un percorso il più possibile individuale, quindi bisogna prendere in carico la persona a uno, perché ognuno di noi può avere patologie diverse, e individuare i percorsi più adatti per curare la persona. Quindi un lavoro diverso rispetto a quello che è stato fatto fino adesso sostanzialmente? Ma direi di sì, nel senso che qua c'è sempre, quando si tratta questo tema, l'invecchiamento, la cronicità, le case di riposo, la non autosufficienza, c'è sempre quasi uno scaricabarile di chi deve in qualche maniera prendere per mano questo tema. In realtà è vero che c'è un po', ci sono troppe forse responsabilità rispetto a chi prende in mano appunto questo problema, perché c'è una parte che riguarda lo Stato, una parte che riguarda le regioni, una parte che riguarda i comuni. Una delle prime cose da fare probabilmente, anzi sicuramente, è che ci sia un'unica regia, perché sennò si corre il rischio non solo di spendere di più per gli stessi provvedimenti, ma che poi i benefici non ricadano a beneficio insomma della generalità dei cittadini. C'è qualcuno che ha di più e qualcun altro che non, insomma, ha di meno. Non è una cosa facile. Torniamo a parlare anche di questi temi e poi vediamo appunto quali sono anche i meccanismi che si instaurano dopo la pubblicità, tra poco.